Presidente Pezzarini, quanto è importante ripartire dopo questi mesi di lockdown? Assemblea straordinaria oggi qui a Tavagnacco, un momento molto importante, è la prima volta che ci troviamo con le nostre associate dopo il periodo di lockdown. Questa assemblea doveva tenersi ancora il mese di marzo, ma è stata rinviata. Momento aggregativo importante per due motivi. Primo, perché approviamo un nuovo statuto del Comitato regionale per adeguare le normative del terzo settore, ma motivo molto più importante è la presentazione di un rapporto fatto dalla CGIA di Mestre sul mondo delle Proloco a livello nazionale con un focus a livello locale sul Friuli Venezia Giulia. Rapporto che è stato presentato all'assemblea straordinaria fatta a Roma il novembre scorso, ma che oggi viene ripresentato qui in Friuli, dove viene fatto un confronto fra quello che le Proloco fanno a livello nazionale e quello che fanno nella nostra regione. Dati pesanti, importanti da un punto di vista positivo. Perché? Perché i numeri che saranno presentati sono quante ore impiegano le Proloco nelle loro attività, quanti sono i visitatori che vengono alle nostre manifestazioni, quante sono le manifestazioni, qual è la tipologia di manifestazioni, ma soprattutto cosa fanno le Proloco in termini di formazione. Un dato molto importante: noi siamo la prima regione in Italia per formazione. Questo è un orgoglio per noi perché abbiamo investito moltissimo e i risultati ci danno ragione. Poi da un punto di vista economico, qual è il valore dei costi che le Proloco sostengono per organizzare le manifestazioni? Qual è il valore degli incassi che le Proloco hanno quando organizzano le manifestazioni, e poi quello che rimane in cassa che viene distribuito sul territorio? Credo che questi siano dati veramente importanti a livello regionale. Assessore, i dati che la CGIA darà tra un attimo indicano che il Friuli Venezia Giulia è ai primi posti come organizzazione di sagre e come introiti economici. Che soddisfazione c'è da parte della Regione per questo mondo che funziona? È un sistema che davvero da diversi anni sta funzionando, ma soprattutto sta crescendo. I numeri parlano molto chiaro, abbiamo delle percentuali che sono superiori a quella che è la media nazionale. È un sistema virtuoso, io dico sempre, è un sistema in grado di mettere a fattor comune sia la parte economica, perché non dimentichiamoci che il sistema delle Proloco garantisce, oltre al volontariato, comunque anche consumi di enogastronomia, quindi prodotti, far conoscere i prodotti tipici della nostra regione, ma anche di attrattività turistica. Insomma, le nostre feste, le nostre sagre sono conosciute anche oltre confini, di conseguenza è un sistema assolutamente virtuoso guidato da un ottimo presidente. Com'è il rapporto col Presidente Pezzarini in questi anni? Gliel'ho anticipato, un ottimo presidente, una persona solare, trasparente, corretta, che si rapporta con le istituzioni sempre con grandissimo rispetto, e soprattutto un presidente in grado di amministrare al meglio le risorse che la Regione Friuli Venezia Giulia ogni anno mette a disposizione del sistema. Un po' di preoccupazione per quest'estate con qualche sagra in meno, ma come ripartiamo? Insomma, la preoccupazione c'è, quello che noi abbiamo come Regione Friuli Venezia Giulia comunque garantito è una continuità e anche una copertura contributiva. Abbiamo comunque anche quest'anno messo a disposizione del sistema Proloco 850.000 euro, porteremo nel prossimo assestamento una norma che consentirà alle stesse di utilizzare questi denari entro la fine del prossimo anno, quindi 31/12/2021, appunto per venire incontro a quelle che sono state le problematiche derivanti dal Covid-19, quindi tante feste sono saltate, tante sagre sono saltate, insomma il sostegno c'è ed è assoluto da parte nostra.